Avevamo i bollini che era una bella cosa, invece. Allora, accennava il Presidente, abbiamo tornato con il discorso della burocrazia. Voi quanto va a impattare? Prima era, diciamo appunto il paradosso per la notizia di adesso, questo discorso dei trasporti, eclatante. Sì. Il fuori onda diceva anche le caldaie a livello nazionale, interviene uno dal sud, viene a fare il verificatore della caldaia in un comune del nord, lecitissimo. Bisogna vedere come viene fatto. Per voi quanto impatta la burocrazia? Che quindi è il primo aspetto che bisogna forse analizzare. Il primo aspetto che mi viene in mente è subito la disparità e diciamo l'incongruenza sulle vendite online, cioè quando parliamo dei grandi gruppi che vengono qui, installano le loro piattaforme e non pagando le tasse in Italia, quindi a noi creano un gravissimo danno dal punto di vista proprio di concorrenza sleale. Questo è uno degli esempi, però tutti gli esempi che hanno portato i colleghi sono altrettanto importanti perché abbiamo questa guerra dei poveri innescata, okay, che mette in competizione le nostre imprese che potrebbero fare un lavoro importante come qualsiasi altra impresa, però magari uno che si sposta da 700 km e viene a lavorare qua mi deve far capire come può fare un prezzo migliore. Quindi non è che noi siamo sprovveduti, magari non è il mio campo, però dico, non è che siamo sprovveduti o non competitivi nel prezzo, c'è qualcosa che non funziona proprio a livello legislativo, quindi ci sono delle regole sbagliate, queste sono le regole degli appalti. Okay? Quindi in questo modo rischiamo veramente di distruggere un paese. Questo è un paese che deve essere riformato, lo dirò fino alla fine. Su questi aspetti, secondo voi, come si può agire e intervenire? Perché voi li lamentate, però se vi fate forti di una rappresentanza, di un blocco unitario, riuscireste in qualche modo a sollecitare chi ci governa, a tirare per la giacchetta, chi ci governerà? Ma non è una lamentela, è una prova oggettiva che la cosa non funziona così. Cioè, se hanno deciso di mettere il nostro paese o la nostra regione in difficoltà, che lo dicano, questa è la strada giusta, ma non si governa così. Non è una lamentela la nostra, perché se no dicono i commercianti si lamentano sempre, gli artigiani o gli industriali si lamentano, ognuno per la propria parte. Uno contro l'altro. Esatto, infatti no, per quello voglio dire, forse voi a livello unitario... Bisogna lavorare, l'abbiamo tutti, dal nord al sud, soprattutto in questa situazione. Per cui per maggior motivo, regole chiare, possibilità di stare nella propria regione, tutto questo cioè, è una semplificazione sarebbe, se vogliamo. No, ma siccome chi ci governa, chi prende certe decisioni, purtroppo anche in ambito sanitario, perché con tutto l'impegno che ci deve mettere, però lo fa sempre ragionando non con l'economia della situazione, che invece diventa vitale, perché prima il Presidente Carlo Valerio ha sottolineato anche l'aspetto psicologico, mi pare anche... che non è secondario, perché ne esci come ne uscirai, bisogna vedere con che energia poi avrai la capacità di affrontare certe situazioni. Per cui se io lavoro in un settore, ho sempre lo stipendio fisso, vuoi perché sono un politico istituzionalizzato, vuoi perché sono un dipendente pubblico, o anche un sanitario che effettivamente fa il suo lavoro perfettamente, però non lavora con l'impresa, non lavora con... Noi abbiamo tante sollecitazioni da parte di persone in cassa integrazione che non ce la fanno più, cioè non ce la fanno letteralmente più, però sono silenti, sono tutti bravi, tranquilli, non si agitano come avviene in Europa, perché in alcune realtà europee c'è un po' di agitazione, diciamo la verità, e continuano con delle decisioni che a voi dicono non ci stiamo dentro effettivamente. Per quello dico bisognerebbe in qualche modo sollecitare a prendere decisioni più congrue, più compatibili con la nostra realtà, che non è la Germania. Il 30% di professionisti hanno chiuso, 30%. Questi sono numeretti che dovrebbero far riflettere qualcuno. Gente che ha studiato, si è aperto uno studio, ha provato a affacciarsi al mondo del lavoro, chiuso lo studio, questi sono a casa, non stanno lavorando. Quindi non è che si tratta di un problema dell'artigiano, del commerciante, è un problema generale, perché poi quello che prima si ragionava sulla moda, no? È quello giustamente che diceva Luca, se i negozi sono chiusi, tu non vendi il prodotto, e quindi è la filiera che è in pericolo. Perché anche se tu esporti all'estero e i negozi sono chiusi, è proprio tutta la filiera. Quindi questo è un pensiero che va fatto in profondità per capire come rimettere in moto. Sono gli eventi anche, voi rappresentate anche gli eventi, che sono bloccati ancora da febbraio.
quindi è un dramma su quelle posizioni là. Però Sanremo si farà col pubblico. Noi Dopo, ecco, cose che ti fanno un po' innervosire. Riflettere, insomma, Sì, dai. no, riflettere, innervosire un po'. Noi siamo preoccupati qui a marzo-aprile, quando ci sarà la possibilità, perché sembra che ci tengano a guinzaglio che non possiamo licenziare il personale, ma è un messaggio sbagliato questo. Io credo che nessun imprenditore sia felice di licenziare i propri collaboratori ma non è stato quando prorogato poi ancora. ha investito sul collaboratore, l'ha formato, perché ci sono settori che chiedono competenze, professionalità, capacità, e si parla di digitalizzazione, si parla di innovazione, ma bisogna formare queste persone. Allora noi imprenditori formiamo le nostre spese, adesso con la crisi, col problema che c'è, non ci sono dati degli aiuti, burocrazia per cercare di muovere quel volano che serve anche sull'edilizia col 110% ha dei tempi lunghissimi, e cosa facciamo? Da una parte non possiamo permetterci di perderci questa manodopera importante perché non si trova in giro, esatto. dall'altra parte però non abbiamo mica i soldi per mantenersi questa. Allora qui deve intervenire il governo, qui devono intervenire le regioni o i sindaci o chi per esso per dare proprio delle idee, dei contributi, ma per partire subito. Perché capisco io il piano di resilienza che sarà un sviluppo fino al 2026-2027, ma a noi servono delle risposte subito, oggi, concrete per i nostri imprenditori, per i nostri artigiani, per i nostri commercianti, per le nostre piccole industrie. Tutti quanti abbiamo bisogno di lavorare oggi, non fra un anno, 3 anni, 5, oggi. Cosa facciamo oggi? Dov'è un programma per oggi, per lavorare insieme, per far ripartire il negozio, per far ripartire l'albergo? Perché come diceva prima Patrizio, che dico sempre io, l'albergo è una filiera. Chiude l'albergo, non lavora il falegname, non lavora l'idraulico, il panettiere, il pasticcere, la lavanderia, le lavanderie, è un indotto importante. Cosa facciamo? Questi sono i problemi che noi abbiamo qui come presidenti, come associazioni, che dobbiamo rispondere ai nostri associati, alle nostre imprese che hanno bisogno di risposte, di fiducia e dire sì, beh, grazie, facciamo qualcosa insieme e partiamo subito, perché non c'è più ossigeno come diceva Patrizio prima, soldi non ce ne sono più e le imprese fanno fatica. Abbiamo dovuto dare contributi noi ai nostri dipendenti, ai nostri collaboratori, perché la cassa integrazione non arrivava subito. Capisco, tempi lunghissimi e i siti si bloccano, ecco, perché siamo quart'ultimi in Europa, no, come digitalizzazione. Però noi come imprenditori abbiamo fatto questo, però adesso qualcuno deve oggi, domani darci un aiuto, perché sennò facciamo fatica ad andare avanti. Alla luce di questo, prego. Sì, allora, un primo aspetto che è quello dei licenziamenti. Lei diceva, ma è stata prorogata la regola che sono vietati. Così sembra. Ma questo vuol dire spingere avanti questa cosa. Ci sono imprese, purtroppo, che magari avrebbero potuto con una ristrutturazione continuare a lavorare, che falliscono. Preferiscono chiudere piuttosto perché non sono in grado. Allora, questa è una cosa molto grave, ma e torna con quello che dirò poi, non possiamo più affrontarla da soli come imprese e imprenditori. Il sindacato deve prendere responsabilità su queste cose, perché ci sono molti casi nei quali si potrebbe salvare un'impresa, si potrebbe farne crescere qualcun'altra, ma ci sono delle decisioni da prendere. E questo è il momento della concertazione. Questo è il momento, perché questo è un momento difficile, così come la concertazione. Noi tutti abbiamo partecipato e partecipiamo molte volte alle riunioni che facciamo in Camera di Commercio, delle categorie. Ora, la Camera di Commercio non è colpa sua, ha delle regole di un certo tipo, ma è una struttura che proprio per le regole è molto burocratica. Quindi noi ci troviamo, ognuno dice la sua, non c'è una visione comune, mentre il lavoro che dovrebbero fare le associazioni di categoria, anche volontariamente, è trovarsi e dire la mia esigenza è questa, la tua è quell'altra, o anche solo sentire l'insieme delle difficoltà, perché così poi possiamo fare delle proposte. Ma se la proposta la va a fare o solo Confindustria, o solo con FAPI, o solo con Fartigianato, perché voi non partecipate funziona. Singolarmente? Ma anche localmente, voglio dire, no? Creare dei coordinamenti dove ci diciamo le cose, perché poi sembra sempre che gli interessi siano contrapposti, perché uno
Inevitabilmente io sono un presidente di categoria, difendo la mia categoria, non va più bene, non basta più. Dobbiamo difendere le nostre categorie insieme a tutte le altre, perché se no da qua non ne usciamo. Se posso... Ha ragione perché è dato un esempio, io credo, molto importante, un segnale che ha dato la Camera di Commercio di Padova, e siamo riusciti, io sono in giunta, siamo riusciti a fare un bando per dare dei soldi, contributi, no, ai nostri artigiani. Non è stata cosa da poco, perché il bando che ha aperto la Camera di Commercio di Padova, che erano 2 milioni con i confidi e altri 2 milioni credo con le piattaforme social lending, è stato poi copiato dalle altre Camere di Commercio della regione, e questo è stato proprio un aiuto concreto alle nostre imprese. Che bando era? Un aiuto proprio di finanziamento in base alla difficoltà delle aziende che avevano attraverso il codice Ateco allora a quel tempo e attraverso il fatturato che veniva meno, ecco, per cui venivano dati dei soldi. Sì. Ma se posso dire che la Camera di Commercio di Padova forse è un esempio, penso uno dei primi esempi in Italia di avere delle categorie economiche che hanno condiviso un percorso e abbiamo condiviso e stiamo lavorando assiduamente tutti assieme. Se anche gli altri si mettessero nello stesso regime della Camera di Commercio di Padova, i risultati arriverebbero. Questo vuol dire anche poter magari approfondire meglio, concertare meglio questa situazione. Sempre si può migliorare, però noi abbiamo fatto già un grande passo come Padova. Che sono i limiti tipici della struttura, come i bandi, che dopo ci mettono in condizioni di pericolo, però si potrebbe fare molto la condivisione c'è ed è molto solida. È importante questo, cioè trovare, però portarlo a livello esteso, visto che voi siete sia di Padova per esempio come città che anche regionali, no? Tanto lei quanto il Presidente Bertini, esportare questo modello, estenderlo, strutturarlo potrebbe essere importante. E far leva a livello nazionale del governo? I passaggi in effetti sono provinciali, regionali e nazionali che devono aumentare. Io penso, almeno per la mia esperienza qui recente, il lavoro si sta facendo su questo fronte. Ci siamo accorti, soprattutto con il lockdown, che le difficoltà che avvenivano nel territorio, per poterle risolvere ci voleva un passaggio nazionale, quindi del governo, e quindi il passaggio provinciale, regionale e nazionale è stato fondamentale. Ma soprattutto io ho fatto l'esperienza, come diceva anche Patrizio, qui su Padova, che è stata eccellente, che noi categorie abbiamo dialogato in questi ultimi anni. Con la nuova governance della Camera di Commercio ha fatto sì che ci siamo messi tutti insieme quando serve attorno a un tavolo sui temi importanti per trovare la soluzione migliore. Quindi attraverso questo dialogo continuo, piuttosto che il dialogo nostro locale con i nostri rappresentanti nazionali, è fondamentale. Ma se dopo non abbiamo nessuno che ci ascolta, dove andiamo a parlare, a dire, e dopo muore tutto là. Esatto. Questo è il problema fondamentale. Guarda, un altro esempio, c'è un sondaggio che è uscito in questi giorni, 37,5% di tempo in più su una gara d'appalto rispetto ai 27 paesi dell'Unione Europea. Ma pare normale. Prima noi spendiamo soldi, perché adesso si è allargato ulteriormente. Per la burocrazia. Sono costi questi e rallentamenti di quello che è il lavoro. Assolutamente. 170.000 abbiamo in burocrazia norme da rispettare. La Francia 7.000 e noi 170.000. Infatti il report Doing Business 2020 rispetto all'Unione Europea 27, i tempi degli appalti in Italia sono superiori del più 37,5 e il 54,3 del tempo viene speso in passaggi burocratici. Cioè, quindi non è una cosa ce la siamo inventati, però è una realtà e la viviamo quotidianamente. Siamo elefanti in cristalleria. Condivide bisogna snellire un po' la burocrazia allora. Questo lo sappiamo da tantissimo tempo. Se i funzionari che conoscono le cose facessero un lavoro di consulenza per le aziende invece che un lavoro di controllo, saremmo la nazione che funziona meglio, perché li abbiamo già. E quindi invece che venire a dire ma questo scontrino non ha la virgola giusta, venissero a dire guardate che forse è meglio sistemare così, e sarebbero gli stessi. E invece noi abbiamo questo stato di polizia perché l'impresa è colpevole. Noi abbiamo sta colpa che deriva forse da qualche visione religiosa, per cui i soldi sono
una colpa, ma i soldi invece sono il frutto del lavoro e vengono moltiplicati. Perfino nel Vangelo le dicevano poi, prima o poi queste cose, invece qua noi no, noi abbiamo la colpa, noi siamo colpevoli. Riflettiamo su queste colpe e torniamo dopo la pubblicità, tra poco.